Trovo tantissime queste mini moto. Candelaria è già tutt'altra cosa. Ma è la città delle candele questa? Adesso ti portiamo a vedere la basilica. Oh, non sono riuscito a fare il video, c'era una Fiat 127 come quella che avevamo in uno, tirata Abarth, preparatissima a vedere che roba come era tirata. Targata a Tenerife. Parcheggio tipico, varie case del Rio, trovato per culo. E questa è la famosa Basilica di Candelaria, Instagram versus realtà. Esatto, è un casino di Madonna perché è bellissima da vedere. E dopo là te spoilerò tutte statue dei re antichi, ok? Chi guarda al mare. Questa è la piazza, ragazzo. Ti sto allenando ad andare a bar, eh? Devo dire già come una cosa turisticamente importantissima, una birra in riva al mare, nella piazza della Basilica della Candelaria, cioè scusate se è poco, 1,60 €. Senti le campane canarie, pare un campanello, hai sentito? Bella, provo a immaginare questi posti di sera. Non so se avrei capito dalle cose che hai visto, dai miei modi di fare, di descriverci le cose, ma una settimana per visitare Tenerife assolutamente non basta. Per questo sono stato 4 volte, ci tornerò la quinta e la sesta perché è tanto grande, soprattutto se hai un'auto. Un autonoleggio te la godi. Appunto, occhio, attenzione. Allora, l'autonoleggio costa sui 40-50 € al giorno, a meno che non la prendi come me in anticipo su internet, allora paghi sui 20 € al giorno. I was listening to the ocean. I saw a face in the sun, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. Vedere cos'è sto casino qua. Guarda che bello, i vecchi che vai a vinca la barca va. Questi sono paesini, altro che Santa Cruz. Sei sempre a Candelaria. Hai vietato essere pelati. Ehi là, eccolo, vediamo se sta barando. No, non sta barando. Ok ragazzo. Mamma, vieni di qua. Ho trovato tante di queste, non riusciamo a capire, sono tipo delle mini moto, ma con la targa puoi guidarle per strada. Fa vedere l'altezza. No, l'altezza è alta, è stranissima, è veramente strana. Questa dell'Honda avevano anche gli scarichi a Krapovic e tutto, eh. Perché no? Guarda, è una panzerettoria, hanno i panzerotti di tutti i gusti, guarda che mestieri. Perché non lo vuoi, bambino? Prendilo. Il gelato. Sai che nelle bettole una pallina di gelato 2,50, è una roba assurda. Buono e buono. Ho preso il mojito per restare in tema. Che bello, un negozio di spezie. Forte. Questa è la Madonna de Candelaria, che detta fra mie tie si è preso il transite che altra sera. Madonna, guarda che esercito di madonnine, neanche in tele NBA le tutte queste squadre. Vedi? E dopo ci siamo capiti. Bellissimo con i locali aperti. Bene, purtroppo abbiamo finito tutto, bisogna tornare a casa a lavorare, però se qualcuno vuole fare colletta per finanziarsi la vacanza, paghe che vacanze assingano, faghe una coetta, così può aretto e continua a fare 6 vacanze. Prima di salire si passa alla macchina e si svuota il baule da tutta la roba moia bagnata della spiaggia. Come la salsa moio.
Quindi abbiamo deciso, ragazzi, che quando torneremo in Italia CP per una settimana circa verrà ribattezzata in perro pelligroso anziché cane pericoloso. O cioè pipì. Esatto, pipì. Dite ad Alessia che ci sono 28 gradi per girare in felpa. No, ho controllato, ci sono 24 gradi, ma non bisogna dirglielo perché adesso si è tolta la felpa. Ale, dì ai miei amici bifolchi, anche perché io considero quest'isola la più bella del mondo. Cioè, culinariamente parlando, qual è il motivo? L'aglio. Sì, aglio e segue ovunque. Anche su Far finta a pizza, sì, figata. E la salsa moglio che te la portano in tutti i ristoranti, sì, me la sono presa ovviamente come souvenir e ovviamente è piena di aglio, sì, numero uno. Oh Ale, dica, di avere una buona lavastoviglie perché poi ogni roba ti porta il piattino e sei credibile. Oh, io ho provato la bistecca al Nino che l'altro giorno era buonissima, me l'ha fatta assaggiare. L'ale come sono? Perché ho detto, cazzo prendi la pasta alle Canarie, una carbonara, ho detto secondo me è immangiabile. Invece ti piace? Vediamo che tempo. zio Billy. Tieni veloce vicino. No, mangia te. Ah, buono. Sicura? Ah. Grazie. Tutto buono? Sì, tutto bene, grazie. Questa è una cosa bellissima, direi che può essere un insegnamento per tantissime cose se si sanno cogliere i dettagli e rivedere le altre cose che ci circondano nella vita. Praticamente cosa succede? Qualcuno aveva chiesto un coltello, una roba del genere, l'hanno preso, gli è caduto per terra, l'ha ripreso e l'hanno servito sopra un piatto con tutti i tovaglioli e tutti quanti per far vedere, no? Ma in realtà l'avevano preso per terra. Bellissima la scena. Alla prossima, ragazzi. Vabbè, che c'è? Che c'hai? Già, Nessuno mi conosce come te. Hai già capito tutto, È che da quando mi hanno detto che sei matto, c'ho paura di qualche tua pazzia, che ne so. Che te botto, magari scappi via. Male da mia, dove vado? Io sono una donna che sta riposando, dopo che ha rovesciato mezzo mondo. Io ormai c'ho il doppio petto la cravatta, dove vado? Dio, sono proprio matta, Io per te sono l'ultima occasione. Sono libera. Sei bella. E stiamo bene insieme. Non dico te pare poco. No, io voglio sapere se a te te pare poco. Non devi avere paura, io non No, gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove? Fuori fa pure freddo. E come piove. Che te pareva, se no? Me innamoro di te, se no che vita è? Mi serve un'emozione, come serve il pane. Stavolta ce la voglio mettere tutta, mi devo innamorare, vado di fretta.